Governatore Federica, lei ha detto chiaramente che questo è l'ultimo sacrificio che la Regione chiede ai cittadini nel primo mese a giugno, poi i sacrifici dovranno farli chi deve procurare i vaccini. Sì, noi dopo un anno penso sia inaccettabile, non soltanto devo dire a livello italiano, ma a livello europeo, non essere ancora partiti con un serio piano di vaccinazioni di massa. Perché abbiamo vaccinato, ricordo, case di riposo, personale sanitario, gli over 80 stiamo vaccinando e alcune professionalità specifiche come il mondo della scuola e il personale delle forze dell'ordine, ma non basta. Noi abbiamo ancora una fascia di popolazione, penso agli over 65, le persone con pluripatologie che sono ancora scoperte e che sono quelle che purtroppo richiedono maggiormente i servizi ospedalieri. Quindi su questo chiediamo un cambio di passo netto a livello europeo, a livello italiano, a livello di aziende. Chi deve darci i vaccini ce li dia, ma è inaccettabile pensare che l'alternativa al vaccino possano essere per sempre delle restrizioni. Per questo dico, è l'ultimo sacrificio, dopodiché penso che nessuna regione sarà più disponibile ad andare in questa direzione. Noi come a marzo del 2020, a marzo del 2021, continuiamo a prenderci le nostre responsabilità, con difficoltà, sapendo che sono scelte difficili. Ogni ordinanza che firmo di restrizione per me è una scelta difficilissima, però la responsabilità che dobbiamo prenderci per tutelare i nostri cittadini e il nostro sistema sanitario è fondamentale, prima di tutto nell'interesse della nostra comunità. È chiaro che non si può chiedere questo per sempre e non siamo disponibili a chiederlo per sempre. Nel dettaglio l'ordinanza prevede un intervento sia sulle scuole e sia sull'istituzione di zone arancioni per determinate aree della regione. Sì, come prevede il DPCM, oltretutto noi andiamo a chiudere le aule, non l'istruzione, perché la didattica a distanza continuerà, dalle scuole medie alle superiori fino all'università, lasciando invece in presenza gli asili e le scuole elementari. Dall'altro, nelle aree dove c'è una maggiore incidenza e quindi il virus sta circolando molto di più e dove abbiamo rilevato anche una forte presenza di variante inglese, ovvero la provincia di Udine e la provincia di Gorizia, istituiamo delle zone arancioni, oltretutto anche nel provvedimento di ristori che faremo a livello regionale riconosceremo un maggiore contributo per gli pubblici esercizi che vengono penalizzati con la zona arancione in queste aree. Non solo, anche col governo, il nuovo decreto che dovrebbero approvare venerdì prevederà anche dei ristori, o meglio degli indennizi, per quelle attività limitate nel loro lavoro anche da provvedimenti regionali e quindi questo ci auguriamo ovviamente possa aiutare quelle attività a cui oggi chiediamo purtroppo di limitarsi. Lei ha detto che il mese di marzo sarà il mese più critico e questa ordinanza durerà 15 giorni. Valuterete soltanto dopo, insomma, che cosa fare anche con la fascia più giovane della popolazione, quindi quella che frequenta le scuole materne e elementari? Sì, noi ci auguriamo, ovviamente stiamo cercando di prendere queste decisioni in anticipo proprio per cercare di tutelare il più possibile in prospettiva. È chiaro che questo virus non dà certezze, abbiamo visto come si è diffuso in questa ondata in modo repentino e inaspettato, in modo così rapido. Il mese di marzo, da quello che ci dice l'Istituto Superiore di Sanità, dovrebbe essere il mese critico per migliorare ad aprile e andare sempre meglio con la stagione più calda, esattamente come è avvenuto lo scorso anno. È chiaro che bisogna sfruttare questi mesi migliori per vaccinare più persone possibili, perché ritrovarci a settembre nella stessa situazione sarebbe inaccettabile e penso a quel punto che non resisterebbe più il sistema paese.